Vignalta nasce nel 1985 da un'idea di Lucio Gomiero e subito si unisce a Franco Zanovello e iniziano a vinificare sui Colli Ugani. È una delle realtà storiche più importanti perché è una di quelle che ha fatto la zonazione dei Colli Ugani, quindi sono stati tra i primi ad andare a cercare in giro per i colli dove poter piantare diversi tipi di vitigni. Ovviamente questa è una zona di elezione per quelli che sono i vitigni internazionali a bacca rossa, quindi Merlot, Cabernet, Cabernet Franc e Carmenere, e in particolare oggi è rimasta una delle zone dove nel mondo possiamo trovare delle significative quantità di Carmenere. Il Carmenere è arrivato dalla Francia alla metà dell'Ottocento e sulla collina di Lispida, e oggi in Veneto ce ne sono circa 5.100 ettari. È la terza zona al mondo come estensione per questo vigneto. Per noi il modo di fare vino è rimasto sempre quello, non è mai cambiato, e quindi in questa azienda si fa sempre affinamento variabile a seconda delle annate, non ci diamo una formula, una ricetta sempre uguale. Quello che per noi è importante è maturare bene l'uva, portarla in cantina sana e trasformarla facendo il meno possibile. La solforosa viene utilizzata solo dopo la fine della fermentazione in malolattiche, e l'affinamento in botte è molto importante, ma per noi è molto importante l'affinamento in bottiglia. I nostri vini sono famosi per avere una longevità eccezionale, anche perché non vengono fatte né chiarifiche né filtrazioni molto spinte, quindi ogni tanto è possibile trovare un po' di residuo in bottiglia, ma è assolutamente naturale, no? Non c'è niente di... non è un problema tecnico, ecco. La cantina, qui ci troviamo circa 6 metri sottoterra, tutta la parte di cantina è sotto il suolo e quindi ha una temperatura costante tutto l'anno in maniera naturale. Queste sono condizioni ideali per l'affinamento dei vini e per far sì che col tempo il tannino polimerizzi e crei delle catene più lunghe e quindi si abbia quella sensazione tattile di un tannino cosiddetto rotondo e molto piacevole. Proprio il fatto di non fare chiarifiche consente ai nostri vini di avere una carica di tannino molto importante, che però lo preserva nel lungo affinamento. Lo preserva nel lungo affinamento, ovviamente una parte fondamentale per noi è quella del sughero, perché di fatto affidiamo a tutto il nostro lavoro a un elemento che noi non produciamo. Quindi la scelta di un tappo in sughero che abbia le caratteristiche idonee per permettere un lungo affinamento è fondamentale per tutti i nostri vini. I Colli Ugani sono una formazione collinare di origine vulcanica, quindi tra l'altro all'interno di questo parco naturale abbiamo anche l'area termale più grande d'Europa, con acque che sgorgano naturalmente a 82 gradi, e si è creata per spinta verso l'alto della lava e dei vulcani che sono sotto. È un'origine, l'acqua e i vulcani arrivano da sopra la zona di Verona, scendono giù verso Vicenza e arrivano qui. Qui è l'ultima parte perché dopo di noi c'è solo la pianura padana. Tra l'altro siamo anche un po' isolati. È una terra molto caratteristica anche come clima, proprio perché questo suo essere isolato la rende molto più simile alla Toscana che al resto del Veneto. Considerate che qui da noi si possono trovare spontaneamente sia il cappero che il fico d'India, con un aspetto climatico diverso da quello che è l'arco prealpino pedemontano, e quindi anche questo ha una forte influenza sull'espressione poi del vino e dei vitigni, perché ovviamente il calore aiuta molto la fase di maturazione, quindi in uve particolari come il Cabernet Sauvignon, che è una delle uve più difficili da far maturare, questo ci dà un aiuto a ottenere vini maturi e complessi. Il terreno vulcanico in realtà sui Colli Ugani è molto in profondità. Ci sono solo poche zone dove la trachite, questa pietra che ha questa caratteristica di dare una forte mineralità anche nel vino, è presente, e sicuramente il Monte Gemola, dove noi produciamo il nostro cru, è uno degli esempi più lampanti che si possono trovare su tutti i Colli Ugani.
Sul Monte Gemola noi abbiamo ormai 18 ettari di proprietà e stiamo cercando anche di espandere la nostra presenza proprio perché abbiamo capito il valore. È una terra, è un terreno che riesce a trattenere molto bene l'umidità e questo ci facilita soprattutto nel cambio di clima che stiamo vivendo noi produttori di vino. Il global warming mette anche in difficoltà la pianta e avere umidità nel terreno e quindi una pianta che riesce a creare un suo bilanciamento naturale durante la fase di vegetazione è fondamentale per ottenere anche dei tannini che siano perfetti, non troppo concentrati e non troppo verdi. Abbiamo consigliato un tappo di tech per questo vino perché il Gemola ha bisogno di diversi anni prima di esprimersi al meglio e il tappo monopezzi innanzitutto è l'unico tappo che ci dà una garanzia direi quasi infinita. Aggiunta alla tecnologia ND-Tech sappiamo che abbiamo una percentuale di difettosità vicino allo zero, quindi sicuramente una garanzia per la cantina che non si può non prendere in considerazione. Gemola 2015 è un vino che è composto per il 70% da Merlot e il 30% di Cabernet Franc e viene da terreni vulcanici nei Colli Euganei. È un vino molto particolare, il colore subito si presenta di un intenso rosso rubino e anche la densità, la fluidità fanno ben sperare poi a una bevuta di corpo sicuramente che si prospetta molto interessante. Al naso questo misto di uve si esprime molto bene, infatti si sentono i sentori di cassis, di ribes nero tipici del Merlot, insieme a sentori di lampone, fragolina di bosco, più tipici del Cabernet Franc. Insieme a tutto questo c'è una nota balsamica che ricorda l'eucalipto e le note dell'affinamento, quindi si sente il cioccolato, delle piccole note di legno affumicato, di vaniglia. Un naso molto intenso, e molto piacevole, estremamente pulito e che minuto in minuto evolve, quindi cominciano a sentirsi altri sentori, le ciliegie, le prugne, i fiori di viola, di glicine. Ma andiamo ad assaggiarlo e vediamo un po' com'è la bevuta. Sicuramente ecco, il 2015 di Gemola è ancora un vino molto giovane, si sente la sua freschezza nella concentrazione del frutto, in bocca e in retrogusto tornano tutti quei sentori che abbiamo sentito al naso, la fragola, il ribes, il lampone, il cioccolato, una piccola punta di pepe anche si fa sentire in questo momento e abbiamo un tannino molto presente ma non aggressivo. Questo fa capire il grande potenziale di questo vino, dai terreni che viene, delle sue uve. L'acidità è molto alta, anche questo fa piacere perché gli preannuncia una lunga vita. Il finale è molto lungo, molto equilibrato, molto bilanciato e come dicevo prima ritornano tutte queste sensazioni fruttate. Sicuramente un vino corposo e che ha davanti sicuramente una lunga vita, quindi quasi quasi conviene aspettare più per berlo, ma è buonissimo adesso, ma sicuramente tra 20-30 anni si potrà ancora bere e può dare ancora piacevolezze. Salute.